C'era una volta il golden boy del calcio italiano, Gianni Rivera, diventato nel tempo anche deputato per la Democrazia Cristiana. E c'era una volta l'ADC, ora al suo posto ci sono partiti grandi e piccoli, tra questi il Centro Democratico che ripresenta al Senato Rivera, rimasto tra i moderati che sostengono il centro-sinistra di Bersani, del quale l'ex calciatore sembra condividere il pragmatismo. I sacrifici che bisogna sopportare per poi trovarsi meglio nel futuro, perché sappiamo che i sacrifici bisogna farli senza fare promesse che si sa benissimo che non sono realizzabili. Deve cambiare il rapporto tra lo Stato e il cittadino, insieme al modo di fare politica, ha detto Rivera, incontrando volontari, ospiti e familiari del centro diurno per disabili dell'Anafim di Padova. La parola ministro, ha detto, ha un'origine antica che vuol dire servo, non servito. Secondo il suo partito, il futuro governo dovrà fare di più per agevolare la funzione sociale del volontariato. L'associazionismo sociale, ne parlavamo anche stamattina a Verona in un convegno che abbiamo appena fatto, si regge in larga parte sul volontariato e quindi garantisce un intero settore di welfare sociale sottraendolo ai costi di organizzazione e di finanziamento da parte dello Stato. Gli ultimi governi, purtroppo anche quello tecnico, ha riconosciuto Donardi, hanno tagliato i fondi disponibili per le onlus che fanno così le acrobazie, come nel caso dell'Anafim, anche solo per restaurare la serra di lavoro scoperchiata da un violento temporale estivo. Eppure se ne sono accorti i candidati del Centro Democratico, parlando con i genitori dei disabili, posti come questo rigenerano le persone con handicap. Infine, impossibile non chiedere a Rivera se l'ultimo acquisto del suo Milan sia stato poco tecnico e molto politico. Normalmente c'è bisogno di gente che grida più che uomini di grido.